È vero, questa sera ho deciso che quello che avete visto è il mio ultimo spettacolo, proprio l'ultima volta che mi esibisco di fronte a un pubblico. È una cosa che emotivamente avrei tanto sperato che lo facesse il Teatro alla Scala. Purtroppo il mondo della danza è un mondo anche molto spietato per certi versi ed è un mondo molto egoista, non ha gratitudine, assolutamente, nessun tipo di gratitudine, nemmeno per gli artisti che hanno contribuito, come nel mio caso, a portare il nome della Scala in giro per il mondo. Però io non mi aspetto più niente, nel senso che ormai da tempo sono riuscito a superare questa cosa, anche se mi ha fatto soffrire ovviamente. Quindi ho deciso, perché ovviamente l'artefice è sempre lei, Rosanna mi ha coinvolto in questa cosa, mi ha proposto di ascoltare dei brani di Matteo che mi sono ovviamente piaciuti moltissimo, ne ho scelto uno in particolare e quindi ho detto ok, mi metto nuovamente in gioco per l'ultima volta e cerco di ispirarmi sulla musica di Piume e dare un senso coreografico, ovviamente emotivo, emozionale a questo pezzo. L'ho fatto con una grandissima emozione, perché voi i miei battiti cardiaci non li avete percepiti, ma io sì, con una grandissima emozione. Il palco non mi ha concesso ovviamente per mille ragioni chissà che cosa, ma ho percepito un grandissimo amore in quello che ho fatto e sono felicissimo di averlo fatto qui questa sera davanti a voi, anche se non siete numerosissimi, ma chi c'è per me è già importante e quindi ringrazio tutti per questa opportunità e speriamo davvero, grazie, speriamo davvero, come diceva Gianmarco, che ci sia, e ce lo auspichiamo tutti, una rinascita. Anch'io nel mio piccolo vedo che i nuovi giovani, sto dando anche lezioni private ad alcuni talenti dell'Accademia del Teatro alla Scala, questi giovani che sono apparentemente molto fragili ma che hanno dentro un potenziale secondo me immenso, quindi chiunque insegna, qualsiasi disciplina insegni, ha in questo momento delle carte in mano straordinarie, che sono quelle soprattutto di trasmettere in primis la coscienza di chi siamo e soprattutto di quello che siamo anche spiritualmente, quindi amore e crediamoci, perché è importante che si crei una massa critica e la massa critica si crea dal nulla, quindi poche persone che piano piano il passaparola, quindi io penso, come lo pensano molti, che siamo diretti verso una nuova fase e quindi ecco, buon tutto a tutti, buon cammino, grazie.